Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, ha presentato questa mattina nell'aula consiliare Luigi Gille consiglieri delegati e dirigenti e funzionari dell'ente provincia. Amato Antonino, delega al turismo, ambiente e giardino botanico. Ambrogio Giuseppe, delega istruzione, formazione, edilizia scolastica e cultura. Giovanni Cutrera, delega alla viabilità. Alessandro Grassadonio, delega all'agricoltura, pesca e attività produttive. Domenico Scicolone, delega patrimonio, risorse umane, manutenzioni, politiche attive del lavoro, URP. Giuliano Traina, delega alla ragioneria, al bilancio, ai trasporti, alle innovazioni tecnologiche, alle attività economiche, zootecnia, trasformazione, prodotti caseari. Anna Triglia, delega alla solidarietà sociale. L'obiettivo principale, ha affermato il presidente Pendolino, sarà quello di tracciare un solco profondo per lo sviluppo e la crescita economica, sociale e culturale del territorio provinciale, sostenendo gli operatori della provincia in ogni settore della pubblica amministrazione in un rapporto sinergico di collaborazione con l'ente stesso. Dobbiamo sentirci una squadra determinata per rilanciare l'attività del Libero Consorzio Comunale, che da oltre 12 anni ha vissuto un periodo di commissariamento. Il segretario generale presente all'incontro ha sottolineato la necessità di una nuova stagione amministrativa, offrendo l'immagine migliore nel profondo rispetto delle istituzioni e del ruolo di ognuno. I consiglieri delegati hanno poi espresso un personale ringraziamento al presidente Pendolino per l'attribuzione delle deleghe ricevute, auspicando un sereno e fattivo rapporto di collaborazione. Infine, i dirigenti dell'ente hanno manifestato piena e convinta approvazione delle linee programmatiche emerse durante l'incontro. La dirigente dell'ente, Maria Antonietta Testone, infine ha ricordato i 12 anni di commissariamento, elogiando i commissari nominati e auspicando un forte e rinnovato rilancio dell'attività del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.